Eder, Mech, Pallister. Io ho dei ricordi di Liliana che potrei scrivere un decamerone, però non è osceno. Loro erano giudici di gara nelle gare sportive e allora lì io penso che il loro rapporto era più di conoscenza che di amicizia. La settimana prima del funerale di Liliana ero a Trieste e stavo ricostruendo il percorso che conduceva dalla casa di Liliana a quella di Claudio Sterpin e dissi che secondo me Claudio si era allarmato un po' troppo presto. Come giustifichi oggi quel comportamento? Perché lei doveva venire a casa mia entro le 10, ma io dico entro le 9:30, non ritardava mai di più. Siccome la mattina in quella famosa ultima telefonata purtroppo non l'ho sentita in nessuna maniera diversa, diciamo, da tutte le altre volte, io mi aspettavo che lei arrivasse, punto e basta. Pensavi già che qualcuno potesse volerla fare fuori? No, non ancora, ma sapevo o immaginavo che poteva essere successo qualcosa di estremamente grave per non aver ricevuto da lei neanche una telefonata, guarda che non ce la faccio, arrivo mezz'ora dopo, un altro quarto d'ora, eccetera, perché non era mai successo, mai in mesi, che lei ritardasse senza avvertirmi. In questa storia c'entra anche la fortuna del fatto che Salvo abitasse vicino a Sebastiano, Salvo che tu conoscevi da tanto tempo. Sì, ci conoscevamo da una trentina d'anni. Suo figlio correva nella nostra società, però avevamo fatto anche pochi anni prima, forse, una di quelle corsette per tutti a spalla, proprio per portare il figlio a farla anche lui. Per cui ci conoscevamo bene, ma soprattutto per bocca di Liliana io sapevo che loro abitavano il portone più in là, si frequentavano andando in giro in bicicletta assieme, eccetera. Motivo per cui, sapendo che abitano attaccati, io ho cercato Salvo esclusivamente per questo motivo. Qualcuno continua a dire che voi poche ore prima del ritrovamento di Liliana vi trovavate a poche centinaia di metri dal punto preciso. Cioè non eravamo lì vicino, ci siamo trovati al posto delle fragole che loro frequentavano, io non sapevo neanche ancora dov'era, e ci telefonavamo però in quei giorni, anche spesso, per sapere se c'era qualche novità, eccetera. Diciamo che è un'incredibile coincidenza. Può essere anche curioso, ma è una fortuita combinazione. Non è detto che possa essere o no un sospetto, cioè io non ho problemi da mai per essere stato intercettato sia nei miei movimenti a livello di celle telefoniche che io un'unica macchina avevo, per cui avevo il GPS, tutti sapevano dove ero e cosa facevo. Con Salvo ci siamo trovati soprattutto, per non dire esclusivamente, perché loro erano lì con le cagnette soprattutto, e sapevo che per bocca di Lili talvolta era andata anche lei, e ci siamo trovati là, che è comunque relativamente vicino, ma a tutt'altra, diciamo, frequentazione. Sì, il posto dove lei è stata trovata, io non avevo mai immaginato che esistesse, neanche, l'ho saputo tutto dopo il fatto, intendo, dopo il ritrovamento, motivo per cui io là non avevo ancora praticamente mai messo piede, se non transitando per la strada che da centro città porta sulla via Valerio. Non ho indirizzato verso il boschetto io. C'ho qui la mia dichiarazione del giorno 5 gennaio, mai nominato quel boschetto io in polizia, come mi è stato messo. Altra coincidenza, il 5 gennaio torni in questura a fare delle deposizioni, è il giorno del ritrovamento di Liliana. Sì, ma mi hanno chiamato. Io sono stato chiamato, ed è provato, sono stato chiamato in questura il giorno 5 mattina. Mentre sei lì che fa le deposizioni, ti chiamerà Salvo, che in quel momento è intercettato, e dirà: ma gliel'hai detto del boschetto vicino al posto delle fragole? Esatto. Noi veramente non abbiamo fatto sconti a nessuno. Qualsiasi comportamento anomalo, sospetto, lo abbiamo sempre segnalato. Non so gli avvocati quante memorie hanno presentato in procura e quante consulenze. Non abbiamo fatto sconti neanche a Claudio Sterpin, siamo stati noi a chiedere il sequestro del suo telefono cellulare, siamo stati noi a segnalare gli altri siti dove Claudio ha detto di vedersi con Liliana. Però c'è un dato fondamentale, che tutte le cose che quest'uomo ha detto hanno trovato riscontro negli atti.
La stessa relazione che Sebastiano non vuole vedere, ma la consulenza informatica ci ha consegnato un'imponente messaggistica e scambio di telefonate fra i due soggetti. Qui se c'è qualcuno che deve provare che la relazione era tutta rose e fiori tra di loro, è proprio Sebastiano. Mi fa ribrezzo solo pensare di avermelo davanti. Guarda, come dice la storia di Pinocchio, cresce il naso. Guarda, Claudio Sterpin ha tante bugie dentro di lui. Claudio dice che Lili avesse un amante? Ero io, Claudio, sono sempre stato io. Ti ho portato una matita per dare a Claudio, però è senza punta, perché lui non può scrivere una cosa che la sa solo lui dentro nella sua testa. Penso che questa persona dentro la sua testa abbia costruito un qualcosa verso di Lili che l'ha indotta in qualche modo a togliersi la vita. Questo secondo me. Quando a luglio a Trieste ti sei tuffato facendo la capriola, abbiamo visto che c'era Sebastiano a riprenderti, ma tu hai esibito anche un cartellone con una scritta particolare. Cosa significava? La scritta è una. Chi se la sente si sente uomo, chi non se la sente di essere uomo se la sente essere mezzo, e chi non è né uomo né mezzo. Allora lei sta facendo alla siciliana. un po'. D'altro canto è quello che penso. Tutti ci siamo dentro. Invece io a Sebastiano, peccato che non è qua, glielo direi in faccia, lui non era più marito di sua moglie da diversi anni. L'unico che ha fatto l'amore negli ultimi tempi con sua moglie sono io. Ma dicendo certe cose, Liliana non si potrebbe rivoltare nella tomba? Certo, sì, lui l'ha offesa, fiutando, no, io sono convinto di no. Lei era convinta di quello che faceva e voleva fare. Non scompariva, lei è scomparsa perché non poteva, non doveva uscire da casa sua. Questo è il motivo. Verrà fuori, prima o dopo uscirà, almeno spero, prima di morire. Questa signora non si sentiva più sposata col marito da anni, da dove lei mi sta ringraziando di rendere pubblica la sua storia che lei voleva fare dopo il 20 dicembre. Quindi Liliana ci teneva che si sapesse che le ultime relazioni private le aveva avute con te. Io considero di sì, perché lei era la sua intenzione di dirlo al mondo, sua e mia. Non lo sapeva ancora realmente praticamente nessuno, per cui io esaudisco un suo desiderio. Per me, chi soffre per la sua perdita, soprattutto sono i parenti stretti ed io. Io la verità voglio, come voi. Farebbero vacillare l'alibi di Sebastiano quella mattina. Una consulenza tecnica che è stata presentata nei giorni scorsi, quindi depositata in procura dai legali della famiglia di Lilli, e che riguarda il consumo elettrico di Sebastiano nel laboratorio dove dice di aver passato 3 ore quella mattina. È stata presentata dagli avvocati Nicodemo Gentile e Cozza, che rappresentano appunto la famiglia. Che cosa evidenzia questa perizia tecnica? Che Sebastiano avrebbe consumato soltanto 1 ora di energia elettrica, quindi sarebbe rimasto lì soltanto 1 ora e non 3 come lui ha dichiarato, e il suo cellulare poi sarebbe stato spento, ha detto così. Quindi questo studio vediamo che peso avrà poi da parte della procura. Lui ha ostentato da subito, 2 giorni dopo, io un alibi perfetto. A che cosa gli serve se la moglie è appena sparita, scomparsa? Cioè io e il fratello concordi speravamo che si fosse riparata da qualche amica o cugina, ne aveva, eccetera. Invece quando in casa sono stati scoperti, prima no, i suoi telefoni e tutti i suoi documenti, soldi, eccetera, dove va? Senza. Sono davanti al mio studio dove 2 anni fa sono partito per fare il mio giro con la GoPro, come facevo sempre, giro in bicicletta, ma quel giorno avevo la GoPro appena acquistata e avevo desiderio di fare delle riprese. Gli accertamenti, ben vengano, per carità, in modo che magari la cosa una volta chiarita che venga chiusa, insomma, no? Sono salite importanti, comunque questo lo faccio spesso. E siamo qua all'altezza del ponte della ferrovia di via Borromea. Ecco, adesso mi fermo qua
davanti a questa bellissima villa, dovrebbe essere la Villa Bonomo, penso. Perché a questo punto del tragitto il tuo telefono aggancia la cella di via San Primo che non c'entra niente con questa zona? Cioè io ho fatto questi video, queste cose, senza star lì a guardare le celle telefoniche, questo e quest'altro. Sono cose che comunque verranno, o sono già state visualizzate dagli inquirenti, no? Sono arrivato qua all'obelisco come ho fatto 2 anni fa. Niente, poi il percorso è proseguito verso Campeggio, l'altopiano, ecco, Carsico. E cosa ci dici riguardo al mistero di quel tratto percorso in 13 secondi e che in realtà richiedeva molto, ma molto più tempo? Guarda, queste sono cose tecniche sui tempi, sulle cose dei video, dei percorsi che faccio, dipende la velocità che vado, dipende da tanti aspetti. Io non ho elementi per giustificare queste cose. Avevo l'abitudine di fare dei video, diciamo, di qualche minuto, così a secondo della zona, del paesaggio, guardavo, se mi piaceva lo tenevo, se no lo cancellavo. Attaccare e staccare le registrazioni è scomodissimo, ma Sebastiano sapeva che la sua memory card poteva supportare ad un'alta risoluzione circa 1 ora di registrazione. Allora, se non avesse frammentato le riprese, a un certo punto la sua memory card avrebbe finito lo spazio ed una parte quindi della giornata che lui voleva coprire con l'alibi della GoPro sarebbe rimasta scoperta in quanto non sarebbe venuta registrata. Con la tecnica dei piccoli frammenti invece avrebbe potuto coprire anche parecchie ore. Già il giorno 14 lui dice di essere andato in dei posti dove non è andato, ma la sera prima, a portare dei coltelli. E proprio alle 9, quando Lilly avrebbe dovuto essere alla Wind. Lui doveva essere a quell'ora in Galleria Rossoni a portare i coltelli, invece i coltelli erano lì la mattina del giorno 14, perché portati la sera del 13. Questo è provato. Claudio, quando hai saputo che Gabriella stava a pochi metri dietro Liliana? Io devo dire che da lei l'ho saputo un bel po' di tempo fa. L'ho saputo qualche mese fa, come tutta l'Italia. Noi infatti abbiamo chiesto anche un approfondimento sulla GoPro, anche perché sì, è vero, ci può essere un rimbalzo di cella, però ci sono altre anomalie su quella GoPro, mancano 2 video e poi c'è un percorso che secondo i video montati da Sebastiano lo avrebbe percorso in 13 secondi, quando invece non è proprio assolutamente possibile, è incompatibile con la reale durata. Poi voglio dire, mentre Sebastiano cercava l'alibi, cioè invece di cercare la moglie, Sebastiano cercava l'alibi perfetto, ma così perfetto non è, perché in realtà anche quella mattina Sebastiano al magazzino ci sta 3 ore e non è mai capitato che Sebastiano stesse 3 ore in quel magazzino e a telefono spento, cosa anche questa mai capitata. Cosa è successo? Sebastiano sarebbe stato nel magazzino di via Donadoni 1 ora e non 3. Che cosa potrebbe essere successo in questo frangente a Liliana? Cioè, io potrei immaginarlo, ma è difficile dirlo, perché potrebbe essere è un'idea mia. Ognuno si è fatto una propria idea. Secondo la mia idea è possibile che Sebastiano abbia trovato Lilly in via Battisti, anziché andare alla Wind, è salita in macchina con lui, l'ha invitata a venire con lui in magazzino, non si sa perché, lei non ha rifiutato, potrebbe essere uno dei motivi per i quali quei segni che lei ha sul volto, battendo contro, è una delle tante congetture che si possono fare. Quella lesività è proprio il medico legale di Sebastiano a gennaio 2024 che dice che è incompatibile con una caduta ma che è ascrivibile a un'azione di terzi. Sono stati fatti con quella bicicletta a 800 metri dalla Villa Bonomo, per fortuna mostrata, all'obelisco di Opicina, 800 metri strada in salita in 13 secondi. 3 secondi uguale viaggiare a 240 all'ora, secchi. Sappiamo che non ci vuole un genio per modificare date e ora sulle registrazioni di una GoPro. In realtà è stato molto semplice fare l'operazione, nel senso che io banalmente, utilizzando il menu della camera che c'è dietro, ho inserito la data del 14/12/2021, ho inserito l'ora e dopodiché ho fatto delle registrazioni di prova. Quello che è venuto fuori è che quando poi ho sincronizzato, scaricandoli questi filmati, è vero che la GoPro è tornata all'ora giusta, all'ora reale,
ma il filmato è rimasto sul mio cellulare con la data del 14/12/2021 e tutti i metadati sempre di quella data che avevo inserito io manualmente. Il cellulare appare già con tutti questi metadati già compilati con la data che io ho inserito. Diciamo che non può essere considerato così, solo con questa verifica, un alibi. Cosa Occorre bisogna qualcosa fare di più. per non reggere? Guardare i contenuti Contenuti dei di video. quei video. Il lavoro che stanno facendo è interessante. Se qualcosa non torna a livello di coerenza spazio-temporale, le velocità, gli spazi percorsi, ma anche le celle telefoniche, se sono effettivamente compatibili quella mattina o no, per togliersi il dubbio che ci sia stata una manipolazione oppure no. È chiaro che io l'ho detto già, questo lavoro non può essere stato fatto da una persona sola. Voglio persino mettere via Sebastiano, perché dove è stata trovata Lilli è escluso assolutamente, proprio per logica, che uno possa andare lì in quel posto senza farsi un segno, un graffio, con i sacchetti dell'immondizia pulitissimi, senza un'impronta. Chi è? Mandrake? Cioè la logica, intanto per mettersi, posizionarsi là, e dopo come cavolo si procura la morte? Con i sacchetti così? Uno? Questa è una logica di vita. Allora, poi ci sono... Lei non ha potuto suicidarsi. Adesso scegliamo quello che può esserle successo, che è un altro discorso, però è impensabile da come è stata trovata, da come noi parlavamo per progettare il nostro futuro, eccetera, che lei potesse avere, cioè qui ci sono le nostre ultime, perché sono stato accusato di stressarla, lei è corsa a suicidarsi perché era stufa di sentirmi telefonarle. Dal 1° di dicembre dell'ultimo mese suo, purtroppo, al 14, in 14 giorni, loro sono stati assenti da Trieste, tutto scritto qua, per secondo. Sono stati assenti da Trieste il 2, il 3, il 4 dicembre, proprio assenti, e il 10, 11 e 12, fuori Trieste. L'8 erano a San Lorenzo Isontino, a una festa, per cui abbiamo avuto, io e lei, 7 giorni per sentirci. Ecco, in questi 7 giorni lei ha chiamato me 14 volte, io ho chiamato lei 3. La stressavo? Ma uno è così idiota nella vita da chiamare uno per 14 volte, stressami un po'? Ma che maniera? E proprio perché sono convinto delle sue intenzioni, non mi sono mai posto questa domanda, perché non esiste. Ma lei ha fatto era un errore? ferrea. C'è qualcosa che ti rimproveri? Hai fatto qualche errore? Uno solo, secondo me, il fatto di non aver immaginato che poteva succederle qualcosa e portarla via da casa prima, anziché aspettare il 16 che concordemente Troppo avevamo tardi. aspettato. Più che accusare Sebastiano, io metto in dubbio il suo alibi, che appunto il giorno 14 lo porta ad essere in via Cesare Battisti, combinazione, alle 9, dove doveva essere Lilli. Ecco perché. Questa dove è sparita? Lilli è sparita, scomparsa verso le 8:50, 55, 9 del 14 dicembre e non si è più vista, si è ritrovata 20 giorni dopo nel boschetto. Non penserò mai che sia stato Sebastiano, però non è escluso che lui possa averla raccolta in macchina quel giorno. Quello che è successo deve dirlo lui, Claudio, posso immaginarlo io. C'è qualche attimo, qualche momento vissuto con Liliana che ti è rimasto in mente? Ma ce n'è una barca, ma Cosa? ce n'è una barca di ricordi belli. E il fatto che ogni volta che veniva là ci stavamo mezze ore, uno da una parte e uno dall'altra del tavolo, a tenerci per mano e guardarci negli occhi. No. E ripeterci 1000 volte ciao amore. È una parola che io non ho mai detto a nessuna donna, neanche le mie 2 mogli purtroppo. Ma adesso tu saresti innamorato di lei, perché la mia impressione è che al momento in cui accade tutto tu comunque ancora non eri convinto al 100%. Ora tutta questa vicenda ti ha legato ulteriormente a lei. Per forza, se no non sarei qua. Cosa sono quei simboli che porti sulla giacca? Uno è l'emblema di commendatore, sono stato nominato commendatore del Presidente della Repubblica nel 14. Quell'incento sono orgogliosissimo, è l'unica maglia azzurra che ho vestito nel campionato del mondo delle 24 ore su pista 2001, e quello sotto ancora più orgoglioso, anche se talvolta poi viene speso male il mio sangue. Ho fatto 103 donazioni di sangue e per le 100 ci si merita questa croce dell'Avis, non è poco. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.